Gentili telespettatori, ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale su Telepordenone. L'ultima cena a Portogruaro, questo è il titolo della nostra copertina. Il perché non ve lo vogliamo spiegare subito, o meglio vi vogliamo lasciare un po' con la suspense, perché da quello che ci è stato detto, in sostanza cosa è successo? Che Tabaro, pur avendo vinto, che Bertoncello, pur avendo vinto, non ha un numero tale di consiglieri per cui rappresenta la maggioranza. Non vi spiego il perché, è una questione tecnica e lo andremo a vedere nel corso del collegamento con Portogruaro, col collega Rosario Padovano, che ci spiegherà nei dettagli che cosa è successo e quelli che potrebbero essere i risvolti. Sta di fatto che adesso anche all'interno dell'opposizione, che in questo momento è maggioranza perché ha un numero di seggi maggiore in consiglio comunale, sta scoppiando il putiferio, è un tutti contro tutti, con i sostenitori di Tabaro che se la prendono con la Lega perché dice che la Lega non ha risposto sufficientemente a quello che è un tutti contro tutti. Non vi voglio dire niente di più perché ve lo spiegherà nei dettagli il collega. C'è di fatto che siamo arrivati veramente al paradosso, con un sindaco che ha vinto, che però in questo momento si trova con un numero di seggi inferiore a quelli dell'opposizione, che in questo caso ha perso. Ma ve lo spiegheremo. Abbiamo parlato dell'ultima cena, abbiamo messo a punto le immagini dei due contendenti Bertoncello e Tabaro, abbiamo spiegato che è successo un po' di tutto dopo quanto ha deciso la commissione elettorale appunto di Portogruaro. Conseguenza, dicevamo un tutti contro tutti, soprattutto all'interno del centrodestra, perché probabilmente si è persa una ghiotta occasione. Ma la linea passa al collega di Portogruaro Rosario Padovano, che ci spiega appunto come sono andate le cose. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto per questo collegamento iniziale per aggiornarvi sulla situazione che si è venuta a creare a Portogruaro. Dunque l'avevamo detto ieri sera, lo avevano detto anche i nostri ospiti in una puntata seguitissima del telegiornale, tutto sarebbe dipeso dunque dalla votazione espressa dalla commissione elettorale. Il giudice Scaramuzza si è espresso così: 11 voti alla coalizione di centrodestra in consiglio comunale, 9 invece alla coalizione di centrosinistra con l'aggiunta del sindaco Bertoncello. Le liste di centrosinistra passerebbero da un numero di 9 a quello di 10 consiglieri. Il sindaco uscente Antonio Bertoncello è stato riconfermato sindaco proprio questa mattina, quindi è iniziato ufficialmente oggi il secondo mandato di Antonio Bertoncello, un secondo mandato legittimato dalla vittoria al ballottaggio. Però al primo turno, per quanto riguarda il voto di lista, hanno vinto le liste di centrodestra e sulla scorta del metodo D'Hondt, che assegna appunto la maggioranza alle liste che ottengono tutte insieme la maggioranza relativa appunto oltre il 50%, il premio di maggioranza è stato assegnato alle liste che appoggiano Tabaro paradossalmente rispetto a Bertoncello. Quindi si è venuta a creare questa situazione, adesso si apre una fase molto incerta. Entro 20 giorni si dovrà riunire il primo consiglio comunale. Sono tutte in piedi le ipotesi che si stanno facendo in queste ore. Questo di Portogruaro costituisce uno dei pochi casi in Italia, si parla addirittura del secondo caso in Italia di anatra zoppa, per cui tutte le ipotesi al momento potrebbero essere percorribili. Si parla di un governissimo, si parla di dimissioni di massa dei consiglieri che costituiscono la maggioranza a questo punto, cioè degli 11 consiglieri di centrodestra. Si parla addirittura, ma questa è un'ipotesi un po' fantascientifica, di un governo formato da assessori di centrodestra che in qualche modo avallerebbero il governo guidato da Bertoncello che governa con assessori di centrodestra. Un'ipotesi assolutamente fantascientifica, però viene presa in considerazione anche questa. Abbiamo recuperato qualche dichiarazione da parte dei due contendenti.
Lo stesso giudice, ha detto Antonio Bertoncello, che ha parlato alle 5 nella sede di Via Cavour in una conferenza stampa, lo stesso giudice, ricorda Bertoncello, ha ricordato l'anomalia del caso, noi stiamo ragionando su cosa fare, lo stesso magistrato infatti ha avuto dei dubbi definendo la cosa controversa. Intanto facciamo ricorso sui voti di lista, cosa che Bertoncello aveva già detto nelle precedenti edizioni del telegiornale. Ci sono delle situazioni di voto che vogliamo verificare. Angelo Tabaro dal canto suo oggi non ha parlato il suo portavoce dicendo che nessuno voleva credere a quello che appunto dicevamo noi del centrodestra, che eravamo stati tacciati come bugiardi. Le informazioni in nostro possesso indicavano appunto che la nostra coalizione avrebbe raggiunto il premio di maggioranza e infatti con i voti di lista si è venuta a creare una situazione che noi stessi avevamo prefigurato. E adesso chi farà il primo passo? Bertoncello o Tabaro? A questa domanda ci è stato risposto in modo seguente: la probabile instabilità di governo è confermata dai fatti, non sta a noi stabilire come Bertoncello dovrà governare. È Bertoncello il sindaco di Portogruaro, è stato nominato l'altro giorno dopo il ballottaggio, Bertoncello governi pure. Sicuramente ci saranno nuove puntate di questa controversa vicenda, per il momento è tutto, la linea può tornare alla redazione centrale, ci vedremo più tardi per le altre notizie.